Lei che cosa avrebbe fatto? Su cosa avrebbe puntato? Ma io avrei puntato, ribadisco, sulle fasce sociali più deboli, avrei puntato, ribadisco, sul lavoro, perché credo che il problema serio nel nostro paese sia rimettere in moto la macchina, e per rimettere in moto la macchina devi creare nuove occasioni di lavoro. C'è una possibilità, noi l'abbiamo fatto con lo sblocca lavoro, un progetto che consenta di accompagnare alla pensione chi tra i 60 e i 70 anni vuole andare in pensione con degli incentivi o con delle decurtazioni a seconda dell'età pensionabile, e aprire ai giovani nuovi posti di lavoro. Non si risolve con il contratto di apprendistato, con il contratto da rinnovare in 5 o in 8 volte in 3 anni. Ne approfitto, mi scusi, apro una parentesi, oggi c'è stato questo emendamento, sono state ridotte da 8 a 5 sì, il tema è sempre quello. le proroghe di contratti a tempo determinato, scatenando tra l'altro una polemica all'interno della maggioranza. Io posso dire che il problema non sono né 5 né 8 proroghe, il problema vero è che sono 3 anni, cioè quindi è un incremento di precariato. Il tema vero è quello: noi non dobbiamo creare nuova precarietà, noi dobbiamo creare nuove occasioni di lavoro. Per fare questo dobbiamo fare in modo che i giovani possano avere l'opportunità di lavoro, accompagnando gli anziani ad uscire. Dobbiamo ripristinare i diritti degli esodati. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo dichiarato guerra alle riforme Fornero, che hanno danneggiato in un sol colpo da un lato i lavoratori e da un altro lato i datori di lavoro. Non era mai accaduto nel nostro paese. Normalmente quando fai una riforma sul lavoro fa piacere ai lavoratori e danneggia i datori di lavoro, viceversa. In questo caso ha danneggiato tutti. Allora ripristiniamo i diritti degli esodati. Io li ho incontrati gli esodati qualche settimana fa, alcuni rappresentanti della categoria dell'Alitalia. Bene, mi hanno detto: siamo in un dramma familiare perché i padri esodati sono rimasti senza lavoro e oggi devono concorrere coi figli per cercare un posto di lavoro. Guardate che è un dramma straordinario. Allora è su questo che bisogna intervenire, non sul fatto di dire ti do qualche euro in più o in meno. Certo, fa comodo, sicuramente non lo vedo come un voto di scambio, lo dico con molta franchezza, andatela a dire a quelli che non ce l'hanno i soldi, se 80 euro, 65 euro sono voto di scambio oppure no, per chi non arriva a fine mese. Quindi il tema è un incremento, sicuramente un aiuto probabilmente, ma credo che bisogna andare alla radice, rimettere nelle tasche delle imprese le risorse per rimettere in moto la macchina. E poi dobbiamo anche parlare di Europa rispetto a questo.